Ah, buonasera amici, sono le 23:50, sono appena rientrato in ufficio perché ero a cena con un amico qua vicino proprio e mi è arrivata una notizia e tengo apposta sta musica perché è il classico italiano, no? Pensate, tre tipi, tre bravissime persone fanno irruzione in un bar a Udine, proprio qua dietro in via Plani, stanno per mettere a ferro e fuoco il locale. Il gestore del locale cosa fa? Chiama i carabinieri per intervenire. Questi fanno il loro dovere. Dopo un inseguimento, stile Boy Duke per capirsi, il tipo scappa via con la macchina, insieme a tre a bordo, va a sbattere in via Cividale, scende, lo fermano e cosa succede secondo voi? Che il giudice giustamente dice, non aveva mica colto in flagranza di reato, dunque cosa si fa? Secondo voi? Li si lascia andare liberi. Soliti tre personaggi di Udine, si sa che dove abitano, ma non si può fare nomi e cognomi perché altrimenti questa roba qua. Viene da dire, questa è l'Italia. D'altronde un vecchietto che va a bere un bicchiere fuori dall'osteria è più facile da mettere in galera e soprattutto gli si può anche sequestrare la macchina e beccargli anche la pensione. Viva l'Italia, eh!